Evasione fiscale, rischio di filtrazioni mafiose, rapporto con gli enti locali sono i temi cari al corpo della Guardia di Finanza che, oggi, in questa situazione di crisi economica, è ancor più chiamata a far da garante e guardiano della legalità, e quanto ribadito dal comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo, in occasione del cambio del vertice al comando interregionale nord-est delle Fiamme Gialle a Venezia. La Guardia di Finanza non può essere estranea a quello che succede nel mondo politico, nel mondo civile, soprattutto nel mondo economico-finanziario. Al generale De Vidda subentra il generale di Corpo d'Armata Flavio Zanini, vicentino di nascita e che torna in terra veneta. Da parte sua il nuovo comandante ribadisce l'impegno su quello che è oggi il fronte più caldo, ovvero la lotta all'evasione, anche se ricorda serve un lavoro mirato. Contrastare quelle aree di evasione che sono pericolose, non colpire i soliti ignoti, ma cercare di individuare, di eliminare quelle zone grigie o nere di evasione. Finanzieri non sempre visti in maniera positiva dal contribuente, anche se combattere l'illecito è essere dalla parte dei cittadini, imprenditori, artigiani onesti. Siamo felici di avere una magistratura che ci aiuta, perché il nostro lavoro non è facile, soprattutto in un momento come questo dove c'è una crisi economica in atto, una crisi finanziaria in atto, e io mi auguro che la Guardia di Finanza non venga vista e concepita come una istituzione che collabora in negativo. Cambiare l'immagine, operare in maniera chirurgica in quelle aree, sacche di legalità che di fatto danneggiano il paese. Per farlo serve la collaborazione di tutti. Le istituzioni, per ben funzionare nell'interesse del cittadino, devono collaborare, devono dialogare, devono trovare delle soluzioni, e in questo senso anche con le istituzioni locali e quindi con i sindaci